Una fascia nera al braccio indossata da operatori sanitari, rappresentanti delle associazioni, pazienti, familiari e cittadini per sottolineare il sentimento di lutto per la morte della sanità nuorese. E questa è la protesta silenziosa proposta dal coordinatore territoriale della CISL Funzione Pubblica Giorgio Mustaro e dal segretario della CISL Medici Manuel Tanda. La metastasi che ha colpito la sanità territoriale non lascia spazio a nessuna speranza. Il malato è terminale e il suo destino è inesorabile, scrivono in una nota Mustaro e Tanda. Ormai lo stillicidio con cui a uno i reparti chiudono, i primari abbandonano la scena e i servizi evidenziano enormi lacune, hanno fatto crescere la assuefazione tra l'opinione pubblica. Non c'è giorno che non venga segnalato un caso: radiologia, chirurgia vascolare, pronto soccorso, hospice, laboratorio di analisi o Torino. L'elenco potrebbe essere ancora molto più lungo ed il Covid-19, scrive la CISL, con tutto ciò non c'entra niente perché l'agonia del servizio sanitario territoriale precede di parecchio l'arrivo del virus. Quanto alle responsabilità della situazione nuorese, Mustaro e Tanda chiamano in causa tutti coloro che hanno governato la sanità locale e regionale negli ultimi anni. Da qui la decisione della CISL Medici e della CISL Funzione Pubblica di proclamare lo stato di agitazione dell'intero comparto sanità con un'azione dimostrativa di impatto come quella di indossare una fascia nera in segno di lutto.